Buonasera a tutti. Complimenti a questi ragazzi che sono geniali. Un ringraziamento bisogna farlo a Carlotto e a Mamma Salvo, perché della questione militare in Sardegna è adesso che si inizia a parlare in una certa forma, perché lì sia a Quirra che in altre zone, che a Capo Teugala, esistono dei comitati e cercano di spiegare come stanno le cose, e però non si è riuscito mai a dilatare la questione. Che bene o male la stampa, gli organi di informazione, tutto il corpo politico, anche le ASL, nascondono i dati e che ne usa cosa non dovrebbe essere. Questo libro, che è un gran libro, a parte che si è scritto è una forma nuova, no? L'hanno scritto in equipe, no? Paradossalmente gli italiani cosiddetti si interessano più sulle sostanze, qui invece c'è stata la collaborazione con Carlotto, con degli scrittori sardi, quindi diciamo una forma sperimentale, no? Pare tipo De André, che è nato casualmente a Genova, poi è diventato più sardo del sardo, e poi i sardi vediamo come collaborano nello scempio e nel saccheggio della Sardegna. Non è che sono tutti italiano maloso e noi bravi, no, la colpa è il 90% è sempre nostra, si siamo in quella condizione. Però con questo libro gli è scappato di mano, che in Italia gli si è fuita, ha cominciato a leggere e a interessare larghi strati della popolazione, sia italiana e soprattutto sarda, perché è stato anche un successo editoriale, e non vi vogliamo fare più su frenare, no, questa deflagrazione di conoscenza, di arricchimento mentale, a differenza delle deflagrazioni nell'anno su balistiche. E cosa succede? Che il ministro La Russa stanzia 30 milioni di euro dietro questo. E a che cosa? Per decenni sono fatte inchieste, commissioni di indagine, mi sembra che questa è l'ottava, e per decenni, no, anche l'ottava, certificherà che tutto è a posto, che non è successo nulla. Ma in questa ultima, suscitata dal libro, pare che le nanoparticelle le sono a Ciapelli da bere. Le hanno trovate addirittura a Baunei, da Quirra a Baunei. Quindi gran merito al suo libro, che La Russa confessa pubblicamente il crimine, sino ai Tebonese. Ogni tanto sgaggio in sardo, va bene, se non parlo in francese o in italiano, se mi accusano che Gavino Sale è grezzo, non parla anche in sardo, ma siccome siamo in Sardegna, no, e questa è la nostra lingua, cerchiamo di usarla nel momento che serve. Baunei confessa il crimine e certifica che ponere 30 milioni, 60 miliardi di lire, a pagare i morti, già morti, quelli che devono morire, che sono più veramente gravi, gli ammalati, 350, e quelli che si ammaleranno. Probabilmente quella bestia, io ce l'ho dentro, insieme ad altri amici e amiche, che di giorno e di notte entravamo di nascosto nel salto di Quirra, a toccare proiettili, a farli, poi abbiamo saputo il tecnica bestia di nanoparticelle. A voi la musichina, perché trovate adesso senza maschera, anche perché le maschere sono inutili di fronte a queste forme. Quindi loro confessano, subito non hanno confessato mai, che li hanno usato, ora hanno impoverito tungsteno e calesisia, la porcheria al mondo. Anche perché nessuno può controllarli. Incanto è segreto, c'è il segreto militare e si paga ufficialmente 50.000 euro ogni ora di sperimentazioni ufficiali, cioè
loro fanno delle certificazioni, stiamo sperimentando il Sentex, no? Grande esplosivo o altre forme, va bene, ed è legale. Ma poi arrivano anche le imprese private, la Thompson, la Lenia, e sperimentano in zone nascoste. Qui lo spiega bene. E quando va preso non c'è prezzo, non costa più su 50.000 euro all'ora, non si sa quanto costa, moltissimo rispetto ai prezzi ufficiali, ma non si sa i te sperimentano, perché la questione dell'uranio impoverito l'hanno negato perennemente. E questa è la situazione, e questo il libro mette in luce tendenzialmente queste cose. Però altra cosa vera, questo è un tema che bisognerebbe parlare per settimane, proprio perché l'hanno nascosto e semplicemente come intende all'insieme. Intanto alcuni dati: l'80% dei proiettili e delle armi sperimentate in Italia, l'80% esplodono qua, in Sardegna. Il 60% delle basi militari dell'80 Italia, il 60% sono qui, sono in Sardegna. Infatti lo chiamano il poligono, non uno dei poligoni, no, è il più grande poligono d'Europa, esattamente 13.000 ettari, 9 paesi all'interno, ed è tutto, gli umani, tutte le forze NATO vengono qui, un'offesa brutale, e i numeri sono questi: 13.000 a Quirra, Capofrasca 2.000 ettari, Capo Teulava 7.200 ettari, a mare 2.840.000 ettari. Cioè Gannabala esercitazioni, un'altra Sardegna a mare, no? E non si vuole più passare più, Tirrenia, sotto trovate missili inesplosi, che sia la porcheria, no? È proprio una fiera, ci sono gli arabi, Gheddafi, tutto, e passano sul aereo con uno specchio, no? Attaccato, e tirano, no? Un Aspers 500, un Tomahawk, non l'ha beccato, ne compro 1.000, è proprio una fiera che avviene qui, nella nostra terra, e comprano miliardo di denari. Lo gusto è chi centrodestra e centrosinistra, no? Quando noi abbiamo fatto una manifestazione a Teulada, che dovevano festeggiare il 50° della base, cioè pretendevano che noi sardo dobbiamo fare questa festa che non fi in bocchetti, pretende pure gusto. Tanto siamo andati noi di IRSI, 100-200 persone, e abbiamo tentato di dire che noi non dobbiamo essere a questa umiliazione, e abbiamo preteso un incontro. Allora sottosegretario alla difesa Vili, un usato, no? Come si chiama? Casula, Emilio Casula, è stato gentile, non usava incontrato, eccetera eccetera, gli abbiamo esposto le questioni. Alcuni giorni prima che iniziassero le esercitazioni a mare e a terra, il comitato paritetico civili e militari aveva fatto una richiesta ufficiale chiedendo di iniziare un'indagine e di sospendere le esercitazioni, e il signor Casula ha dato l'autorizzazione e ha bombardato per 14 giorni e 14 notti, quindi in ritardo, tutto quanto il salto di Quirra e a Capo Teulada. Quindi questo tipo di complicità è gravissima, e non che non mi cosa, devo andare difendo il mio popolo, la mia terra, no, è talmente grosso l'interesse che mette entre i due, infatti Nina, la veterinaria che ne farà dall'Italia a fare le indagini eccetera, poi farà, non ve lo dico che fine fa, se no non compro la libero, ma contratto, è bellissimo, ve lo berfette in una notte.